Buongiorno a tutti. Oggi vedremo la prima partita nella storia che sia pervenuta a noi e ci immergeremo anche nelle origini del nostro gioco. Dove sono nati gli scacchi? Poco tempo fa c'è stato un piccolo scandalo mediatico perché alcune testate giornalistiche spagnole hanno accusato il presidente del governo Pedro Sánchez di dire nel padiglione spagnolo dell'Expo di Dubai che gli scacchi siano nati in Spagna. È una bugia dire in un paese medio orientale come Dubai che gli scacchi siano nati in Spagna, quando ben sappiamo che gli scacchi sono nati, sono nati forse in Cina o in India addirittura, poi sono stati diffusi in Europa dagli arabi. La Spagna e poi anche l'Italia sono stati i primi paesi europei, soprattutto la Spagna, dove gli scacchi sono entrati attraverso appunto i Mori, no? Le conquiste arabe nella penisola iberica. E quindi perché dire che gli scacchi sono nati in Spagna? Ok, innanzitutto perché la prima partita che ci è pervenuta con le regole attuali, dove sono stati cambiati per esempio i movimenti della donna rispetto agli arabi, è una partita del 1475, ci è pervenuta in un poema valenziano, Scacs d'Amor. Un poema scritto appunto in questo secolo, nel 1400, che era il secolo d'oro valenziano. Infatti, questo è ciò che specifica anche Miguel Illescas, un fortissimo giocatore spagnolo che è stato nell'Elite, dove scrive sui suoi profili, sulle sue reti sociali, sui suoi social network, che non sa bene perché hanno criticato Pedro Sánchez, che cosa aveva detto, ma che in realtà la versione moderna degli scacchi, con i momenti così come sono, sì, è nata in Spagna e viene anche descritta in questa bellissima opera. Ci sono dei manoscritti arabi, anche di 800 anni fa, che sono stati utili addirittura un allenatore sovietico che avevo avuto, mi aveva spiegato i finali, per esempio la lotta di torre contro cavallo, prendendo esempi tratti dai manoscritti arabi di 800 anni fa, ma le regole erano diversi. Questi manoscritti si usano per vedere la lotta di torre contro cavallo perché per esempio non c'erano pezzi che si muovevano in diagonale, non c'era la donna che in questa versione del gioco si muoveva in modo diverso. Ok, guardiamo quindi la partita di Francesco di Castelvi contro Narciso Vignoles. Ok, questa partita viene descritta nel poema a strofe che ha delle caratteristiche davvero uniche, c'è tutta una metafora degli scacchi con l'amore dove anche i pezzi sono personificati e sono la personificazione di virtù o difetti umani, una poesia in rima, ma in questa poesia tutte le regole viene descritta, allora viene descritta per esempio, infatti le regole che ci sono adesso sono nate nel 1475, per dire, viene indicato il movimento della donna, viene raccontato sempre a strofe, un'opera incredibile, anche le regole dell'arrocco. Viene detto che l'arrocco è un salto del re in cui il re non può catturare mentre fa questo salto, che il re non può saltare i propri pezzi, che se il re è sotto scacco non si può fare realizzare il salto dell'arrocco. Si dice anche e si enuncia la regola del pezzo toccato, pezzo mosso, quando un pezzo viene toccato non si può più muovere un altro. Già nel 1475 si parla della presa en passant, che per qualche motivo si chiama en passant secondo il linguaggio internazionale, ma è stata inventata quindi a Valencia. Si parla del matto affogato, si parla del matto comune, si parla del matto rubato, concetti che non so cosa siano, e si parla anche dell'obbligo di avvisare dello scacco. Forse
perché proprio non si poteva catturare il re, no? Quindi se non si avvisava dello scacco qualcuno lasciava il re in presa, e questa magari era un'evoluzione, prima si mangiava il re e da qui invece bisogna avvisare dello scacco in modo che il re non venga mai catturato ma finisca con il matto, quindi una fine più nobile del re che non viene ucciso, catturato, ma viene catturato appunto e viene dato scacco matto. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Ok, a questo punto vediamo la partita. Il bianco gioca E4, che è la mossa più tipica, soprattutto in quest'epoca, la mossa più aggressiva. D5, una scandinava che è un'apertura che non consiglio perché il nero inizia a perdere tempi con la donna. Cavallo C3, la donna torna in D8, il bianco a centro e sviluppo. D4 è una mossa un pochino più forte perché alfiere C4 si può giocare dopo. Dopo alfiere C4, che oggigiorno magari il nero potrebbe giocare C5 per impedire questa espansione. Il bianco starebbe un po' meglio, ma non così tanto come se avesse giocato D4 prima. Cavallo F6, cavallo F3, alfiere G4. Ecco, alfiere G4 è un errore. A questo punto cosa giocherebbe un giocatore moderno? Alfiere per F7, guadagnando perlomeno un pedone. Questo è un adescamento. Re per F7, cavallo I5, schiodatura. Il cavallo si schioda, non si può prendere la donna per lo scacco ed è anche un attacco doppio. Il re si sposta, cavallo per, con vantaggio decisivo del bianco perché il bianco ha un pedone in più, il nero ha il re che non è al sicuro, no? Cioè, il nero deve anche stare attento al matto, il nero può muovere e parare il matto, ma sta peggio anche nel finale avrebbe perso. Quindi prima chance mancata del bianco. Un'altra possibilità carina e interessante potrebbe essere cavallo E5, no? Che minaccia F7 e minaccia anche di catturare l'alfiere, su alfiere per D1 seguirebbe il matto in F7. Carino, no? Il nero potrebbe sopravvivere con alfiere 6 con posizione orribile, il bianco sta molto meglio, questo alfiere non gioca, il re è esposto, ma a questo punto preferisco alfiere per F7. Comunque il bianco prende la copia degli alfieri, alfiere per, donna per, a questo punto il nero continua lo sviluppo e non si avvede che cade il pedone in B7, così inizia a cadere anche la di donna. Cavallo BD7, cavallo PC. A questo punto si minaccia un doppio, si minaccia anche di catturare la torre adescando la donna nemica per poi dare il doppio in C7, torre C8, cavallo per A7. I pedoni cadono uno a uno, il nero difende la torre che però cade, cavallo per C8, per C8 D4, a questo punto il bianco libera i suoi pezzi e completa lo sviluppo. C'è da dire che se il pedone venisse catturato cadrebbe il cavallo, il bianco vincerebbe. Su Re 7 cade anche questo pedone, poi il bianco arrocca, alfiere 3 con facile vittoria. Visto il grande vantaggio materiale e il re nero che prenderà matto a breve. Dopo di 4, cavallo di 6, alfiere B5 scacco. Allo per B5, donna per B5, cavallo di 7, il nero vuole mantenere i pezzi, il bianco potrebbe arroccare ma decide di aprire il gioco. E per D alfiere 3 il bianco si sviluppa, un piano potrebbe essere portare il pedone a promozione poco a poco. Alfiere di 6, torre di 1, tutti i pezzi in gioco. A questo punto donna F6, torre per D5. Se nero arrocca cade il cavallo. Il bianco ha un grandissimo vantaggio, la qualità in più, vari pedoni in più, partita vinta. Donna G6, ecco, e a questo punto possiamo vedere, forse non era necessario. Il bianco avrebbe potuto arroccare e vincere tranquillamente, ma per chiudere in bellezza e dare il primo matto del corridoio della storia, il primo matto della storia, il bianco gioca alfiere F4. Una mossa curiosa alfiere F4. Forse potremmo dire che è complicarsi la vita, perché il nero avrebbe potuto dare uno scacco in E4, no? E con attacco doppio e il bianco non vuole perdere l'alfiere, quindi torna indietro. Che non è nulla di grave, ma alfiere F4 alfiere 3 non è servita molto, sarebbe stato meglio arroccare. Detto questo, il nero non si avvede, il nero prende il pezzo, accetta il sacrificio, il cui rifiuto era considerato una codardia all'epoca, soprattutto nel 1800 durante il romanticismo scacchistico,
E dopo alfiere per F4, donna per D7, Re F8, e ora l'elegante matto, donna D8, matto del corridoio, il re viene catturato, dopo che gli scacchi precedenti erano stati annunciati. Una partita forse piena di errori, piena di, diciamo, sviste da entrambe le parti, ma una partita fondamentale se pensiamo che sotto forma di questo poema, sotto forma di questa notazione, grazie a questa partita, il gioco che conosciamo ora esiste e che altrimenti magari non sarebbe mai pervenuto a noi. Quindi una bellissima immersione nella storia anche per me. Spero che sia stato un'esperienza interessante. Magari la volta prossima potremo parlare di altri temi storici come la leggenda dell'invenzione della prima versione degli scacchi. Grazie mille e a presto, alla prossima! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!